Con una nota stampa diffusa ieri alle redazioni, l'OPI, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento, ha chiesto al direttore generale dell'ASP di Agrigento, Giorgio Giulio Santanocito, quali urgenti provvedimenti intenda adottare per reintegrare le unità mancanti necessarie a garantire i livelli minimi di assistenza nel periodo estivo. Esiste un rischio sanitario altissimo. Gli ospedali sono in affanno per carenza di personale infermieristico, costretto tra l'altro a turni di lavoro logoranti, poco professionali, ha dichiarato Salvatore Occhipinti, presidente dell'OPI. Una situazione che costringe la categoria degli infermieri a dover svolgere anche altre mansioni oltre alle proprie, a non poter godere delle ferie, delle ore di straordinario per le numerose reperibilità sostitutive di interi turni di servizio. Tale situazione sarà ancora di più accentuata durante l'estate con l'assenza del personale per i giorni di ferie programmate e non essendo pronta la graduatoria per le mobilità. Sarà necessario stabilire misure per scongiurare ogni tipo di rischio clinico, conclude ancora una volta Salvatore Occhipinti.